Telespettatori di Gold 78, ben ritrovati anche per questa domenica in una versione totalmente diversa rispetto alla solita situazione legata all'orario 19-21. Questa sera siamo in onda invece tra le 18 e le 20 perché poi daremo spazio all'ultima giornata di Serie A con il Palermo, ma ritorneremo in studio a partire dalle ore 21 sino alle 23 perché ci sarà una puntata di penalty dedicata solo ed esclusivamente al calcio Catania con tanti ospiti e tante curiosità che verranno fuori dal dibattito che apriremo intorno appunto alle ore 21. Per quanto riguarda invece questa puntata numero 20 di penalty, si parlerà ancora di playoff perché si sono conclusi i due incontri riguardanti le finali nazionali playoff del campionato di eccellenza. È ancora in corsa, ma credo che tra poco finirà la finalissima anche di Coppa Sicilia, la Coppa Italia legata al campionato di promozione tra Real Città di Paternò e CUS Palermo. Insomma, ne avremo per tutti i gusti nella puntata odierna della nostra trasmissione. Vado subito a presentare naturalmente gli ospiti. Alla mia sinistra una leggenda del calcio siciliano, Armando Drago. Buongiorno mister, anzi buonasera mister. Buonasera, grazie a voi. Che piacere ritrovarti, perché era mia intenzione invitarti da sempre. Adesso ti ho ritrovato con tanto piacere. Tra l'altro alleni il calcio femminile che sale sempre di più nelle quotazioni anche positive. Sì, sale ancora e spero che vada ancora più in auge, ma io scendo da lì sopra perché sono stato per tanti anni in Serie A con il Gravina di Catania. E quindi è un'esperienza positiva, quindi il fatto di ritornare e di continuare ad allenare il femminile. È una nuova esperienza che si fa perché con giocatrici nuove. Quest'anno con l'Aci Sant'Antonio, Serie C. Serie C parleremo poi approfonditamente. Ma com'è andata la stagione? È andata abbastanza positiva. Bene, sempre per motivi organizzativi di Lega e via dicendo. Che adesso ce le racconterai, adesso ce le racconterai. Accanto a te un amico che ritorna qui a penalty, ovvero mister Alfio Barbagallo. Ciao Alfio, ben trovato. Buonasera, grazie Ettore di avermi invitato alla allora, trasmissione. È la seconda volta che vieni in trasmissione e generalmente la seconda volta un allenatore che non aveva squadra l'avrebbe trovata, ma tu per scelta abbiamo saputo che invece per quest'anno ti sei preso il tuo anno sabbatico. Sì, devo dire, dopo il corso di Coverciano ho avuto un attimo di tregua, diciamo così. Sei stato un po' alla finestra, ma hai guardato. Aspettiamo un pochino, anche se ho dei contatti con delle squadre di Serie B, non faccio nomi per quanto riguarda una collaborazione, chiaramente. Già è una cosa importante. Anche perché il corso a Coverciano ti permette di conoscere diversi amici. Assolutamente. Per cui sei pronto eventualmente per questa nuova avventura? I contatti ci sono. Sei pronto per questa nuova avventura? Sicuramente. Aspettiamo. Benissimo, vedremo che cosa succederà. Mentre invece si festeggia a Fiumefreddo perché la scorsa settimana il gruppo guidato dal presidente Giuseppe Caudo, l'Atletico Fiumefreddo, passa di categoria, dal campionato di prima categoria appunto alla prossima stagione disputerà il campionato di promozione. Eccolo qua il presidente, ben trovato presidente. Grazie. Contento? Sì. Grazie, parecchio. È stata un'annata un po' strana, adesso tra poco la racconteremo, perché all'inizio era una squadra che non aveva rivali, poi c'è stato un momento di appannamento, per fortuna avete insomma acquistato una buona posizione nei playoff e poi nei playoff vi siete anche ritrovati, o sbaglio? Sì, assolutamente, è stata un'annata difficilissima, intanto dovuta dalla programmazione. Io sono uno che quando ha fatto calcio ha programmato il più possibile. È vero. Invece quest'anno mi hanno coinvolto, così si dice, il 13 di agosto. Era un po' troppo tardi. Era complicatissimo. Questo ci fa pensare allora che per la prossima stagione ci sta già pensando in tempo? Ma assolutamente sì. Anzi, diciamo che ci ho pensato a dicembre. Squadra a vincere la prossima stagione? Beh sì, io penso... che bello, finalmente un presidente che lo dice, chiaro e forte. No, ma l'ho detto l'altra volta, io penso che Fiumefreddo meriti è una piazza che merita, ha fame di calcio, ha fame di calcio tanto, di ritornare del calcio buono. È vero. E credo che l'eccellenza sia la categoria per quella piazza. Sono assolutamente d'accordo, avete tra l'altro il pubblico, per cui insomma quando uno ha pubblico deve incentivarlo con una squadra che abbia i requisiti giusti per fare belle figure. Assolutamente sì, assolutamente. E ci vogliono anche tanti soldi, come dice Drago. Ci vogliono gli uomini giusti al posto giusto. Anche. Perché se non fosse stato così, come diceva il presidente,
loro quest'anno non avrebbero più vinto. È vero, perché è vero. risalire da già essere alti È e vero. risalire ancora un'altra volta, quindi ricominciare è più difficile Assolutamente. che programmare. Ricominciare è sempre molto difficile. Assolutamente sì. Allora, invece adesso andiamo a salutare il ritorno di Federica Zammataro. Ciao Federica, Buonasera, oggi ti Andrea. abbiamo messo in Buonasera a postazione tutti. perché così ci darai un aggiornamento continuo. D'altra parte è il tuo mestiere, quello di fare Sì. la giornalista, con la prospettiva di diventare anche una colonna portante di penalty. Chi lo sa, speriamo bene. insomma. Speriamo bene. Tra poco ci darai i risultati perché le partite sono finite da Sono poco. finite, è finita anche il Real Cus Palermo, Real Paterno. Non ci dire il risultato. Non ve lo dico, non ma ci dire il risultato. Non ci dire il finita risultato. proprio adesso. Bene, allora invece passiamo adesso ai saluti al professor Salvo Pappalardo. Professore, devo chiamarti professore? Perché No, tu sei- assolutamente. sei molto conosciuto, Salvo. conosciuto insomma, 50 anni di calcio. quindi è tutto dire, è tutto dire. I campionati sono finiti, tra poco voglio sentire anche un po' il tuo parere globale sull'eccellenza, la promozione, l'interregionale, perché la Sicuro Leonzio, come tutti ben sanno ormai, vola addirittura verso lo scudetto della Serie D. Vedremo un po' che cosa succederà. Stagione che ti ha soddisfatto oppure si poteva fare di più anche a livello giovanile, tu che lo segui da molto tempo? Ma qualcosa di più si può sempre fare, questo è evidente, però è andata molto bene, perché devo dire che tutte le società, almeno quelle che io conosco qua della Sicilia orientale, hanno disputato degli ottimi campionati, anche se a livello giovanile Calcio Sicilia di Palermo ha stroncato tutto. Ecco, questa è una cosa che un po' non ci sorprende, perché sappiamo sempre che Palermo è leggermente più avanti a Catania, a Siracusa, che comunque ha una vecchia tradizione, però vedremo un po' che cosa succederà anche dalla prossima stagione. Domanda che io a questo punto voglio rivolgere proprio al presidente dell'Atletico Fiumefreddo. Presidente, prossimo anno in promozione vi state organizzando col settore giovanile? La solita classica domanda che io debbo fare, perché è da lì che parte il momento di ricostruzione globale di una società. Guarda, io quando ad agosto scorso mi è stato chiesto di rimettere mano alla squadra, la prima cosa che ho fatto è stata quella di presentare una scuola calcio nuova. È difficilissimo. Vi siete affidati ad un'altra scuola calcio oppure è proprio quella dell'Atletico Fiumefreddo? No, io ho fatto una cosa semplice perché l'ho considerato un costo e di conseguenza ho detto alla comunità, che da noi non è solo Fiumefreddo, da noi è una comunità più ampia, certo, che sarebbe stata la prima scuola calcio gratis e per tutti. Ed è bella notizia. Ed è bella quello. notizia. Ettore, sì. posso fare un applauso al Presidente? Facciamolo tutti un applauso, perché questa è una bella cosa. Era l'unica. È una bella cosa. Io l'ho semplicemente considerato un costo societario, mentre altri lo considerano un modo per... No, è un business, è diventato un business. Io l'ho semplicemente considerato un costo societario e devo dirle che avere dato un messaggio per cui i bambini devono tornare in un oratorio gratis per tutti, ho chiesto ai miei ragazzi che giocavano la domenica e che quindi erano i loro idoli di allenare questi ragazzi, bene. Due, tre di loro hanno fatto questo. Per un altro anno sto chiedendo ad un allenatore che ha una esperienza importante di coordinare magari tutto? Sì, di coordinare e di prendere l'under, che per noi la juniores a quel punto diventa un punto fondamentale, per la prima e squadra. per raccogliere tutto quello che c'è in giro, perché c'è tanto, è vero, e per riuscire a metterla, incastonarla dentro, tra virgolette, una cantera popolare, un oratorio. Avete sentito come parla il presidente dell'Atletico Fiumefreddo? Io quando sento queste parole, la cantera, vuol dire c'è proprio voglia di scommettersi anche. Deve essere, il calcio deve tornare a essere una cosa intanto in cui ci si diverte. E quindi zero business, non c'è bisogno per forza di dargli il kit dell'abbigliamento che costa 100 euro. Un ragazzo gli dare un pallone. È vero. Gli dare un pallone. Si ritorna al vecchio stile oratorio. Un campo, un pallone e dei ragazzi che li facciano crescere dentro le regole, dentro la passione per il calcio, che li tolgono dal divano davanti alla PlayStation e li mettono sulla terra. Fatto questo, fra X anni, perché è chiaro che c'è un progetto, avremo dei ragazzi che sanno fare il loro. Sono assolutamente d'accordo e
credo che arriveranno molto presto i risultati, ancora prima di quanto magari uno possa immaginare. Mentre invece immaginavamo che l'Atletico Fiumefreddo potesse andare in promozione, lo abbiamo sperato perché insomma il Presidente è stato ospite qui nei nostri studi in un momento in cui il gruppo stava avendo qualche piccolo problema, però poi si è ricompattato ed è volato verso il campionato di promozione. Ci guardiamo il servizio realizzato da Carmelo Puglisi e poi ritorneremo a parlare anche di questa bella lunga cavalcata appunto della squadra di Fiumefreddo. Dopo la finale del San Filippo vinta contro l'Orsa Barcellona domenica scorsa, c'è ancora grande entusiasmo nell'Atletico Fiumefreddo dopo il salto in promozione. Quella della squadra del presidente Giuseppe Caudo non era oggettivamente una situazione semplice. L'Atletico Fiumefreddo, sia in estate e poi nel mercato di dicembre, era stato costruito per vincere. Qualunque risultato che non fosse la promozione sarebbe stato giudicato fallimentare. E così questo successo di domenica scorsa è vissuto più con un senso di sollievo che di gioia. E siccome l'Atletico Fiumefreddo resta un club ambizioso, non c'è tempo per compiacersi davanti allo specchio. Già lunedì Giuseppe Caudo potrebbe incontrare il tecnico Salvo Pennisi. La riconferma è quasi scontata, ma bisogna mettere a punto i programmi perché nella prossima promozione i rossoblù vogliono puntare ad un campionato di vertice. L'intelaiatura attuale era tanta roba in prima, può andare bene anche in promozione, ma 4-5 elementi per completare la rosa servono e su questo dovranno confrontarsi a partire dalla prossima settimana squadra e tecnico. Beh, diciamolo pure che nel servizio si parla di progettazione. Allora, sentiamola questa possibile progettazione per la prossima stagione. Presidente. Il gruppo che io ho costruito ad agosto scorso e devo subito ringraziare Salvo Pennisi per il lavoro che ha fatto in così pochissimo tempo. È un gruppo che obiettivamente non era da prima categoria. Noi abbiamo fatto quel campionato. È vero. I nomi erano altisonanti. Per assurdo proprio quel gruppo, proprio perché non era da prima categoria, ha sofferto la prima categoria. Perché è così che succede, cioè, giocatori abituati alle categorie superiori hanno sofferto la mancanza della terna arbitrale, hanno sofferto qualche calcio in più e qualche spintone in più che magari la prima categoria dà, e anche se noi abbiamo sofferto una vicenda logistica che conosciamo. Io sono arrivato al campo che non c'era la caldaia, ho dovuto comprare la caldaia. È tutto dire, È tutto dire. Quindi sì, quindi parla Alfio giustamente, perché Armando, perché chiaramente insomma l'esperienza no, ma sicuramente, ma tra l'altro quello era la condizione difficile, era dovuta a due cose, una non la nascondo e l'altra la spiego. Quella che non nascondo è che io sono un soggetto pubblico e quindi qualcuno si era messo nella testa che avevo messo in campo la squadra per delle elezioni che in questi giorni si stanno svolgendo. Sì, e invece non è vero niente. Me ne frega nulla, tant'è vero che non partecipo a quel contesto elettorale, diciamo, ho un ruolo, mi basta, me lo tengo. Certo. Io ho ricevuto tantissimo dalla mia città. Quando mi è stato chiesto di ridare qualcosa mi era parso giusto ridargliela, appunto. Giusto. E quindi una serie di problemi, il campo non ci veniva dato, c'è stato dato il campo per gli allenamenti il lunedì e il venerdì. Cioè il lunedì, quando la domenica si gioca, cioè follia umana. Il lunedì e il venerdì. Quindi lei immagina far allenare un gruppo il lunedì e il venerdì. Ho chiesto, e qui mi permetterete di ringraziare l'assessore di Trecastagni allo sport Raffaele Trovato e il presidente del Trecastagni che mi hanno dato il campo per potermi allenare, Aldo Tringala a Trecastagni. Voglio ringraziare il sindaco di Castiglione che mi ha dato il campo per giocare il sabato, perché noi avevamo qualche problema di giocare la domenica, non era possibile a Fiumefreddo giocare la domenica, quindi dovevamo giocare. Insomma, le difficoltà non sono proprio mancate. No, ma è chiaro che la difficoltà ambientale era pazzesca, e tutto questo per cosa? Per non creare un gruppo probabilmente di persone che ci seguivano.
ci è andata male, perché a Messina al San Filippo c'erano 2 autobus di ragazzi e sono venuti felicissimi. È vero. Allora tra poco vedremo anche una clip fotografica del gruppo dell'Atletico Fiumefreddo, però voglio sentire un po' il parere anche dei nostri ospiti su questo ritorno di Fiumefreddo. Armando, hai detto bene, tu hai giocato col Fiumefreddo e quindi insomma un po' di passione ce l'hai legata a questo paese, no? Io penso, ma non sono stato solo io a seguire anche tanti altri, è vero. L'evolversi di questa società, di questa società calcistica, anche perché quando io ho giocato per un anno a Fiumefreddo era col barone Pernisi, quindi allora un po' di secoli fa forse. Ma giocavo. Fine 800. Ma giocavo. Un po' di secoli fa. No, anche lui era, quindi se è fine 800 ancora. Vabbè, diciamo allora che ancora ti ricordi, ancora è lì, vuol dire che ti leggono ricordi allora. Leggono ricordi anche come ex calciatori di un certo livello. Giustamente lui ora penso che ne ha avuto un altro, che era nel Catania. Sto parlando di Anastasio. Anastasio ci ho avuto alla fine. Sì. È uno che... Insomma, una piazza ecco, e per questo io credo che ancora lui ha la mentalità del professionista, e quello che diceva il presidente sull'arbitro, che era unico. Certo. E la prima categoria se salve chi può, e tante cose, quindi bisogna essere bravi in tutto. È riuscito a portare, e infatti da quel discorso che diceva la prima metà, perché dovevano spaccare il campionato loro, poi, ma sono stati bravi a ricominciare. Ecco la parola, ricominciare significa una società forte alle spalle, perché ci può essere Beckenbauer, ci può essere Mourinho, ci può essere, ma se non hai una società non puoi fare manco l'allenatore. Voglio sentire anche Alfio Barbagallo, che insomma ha vissuto anche lui a Trecastagni, no? La realtà di un centro storico con le difficoltà. Quindi complimenti al Presidente per tutto quello che ha fatto, perché già dire che ci sono difficoltà per allenarsi, strutture fatiscenti come quelle che abbiamo dalle nostre parti, non mettono sicuramente in condizione l'allenatore e i ragazzi di poter fare grandi campionati, per cui un grande merito a questo gruppo davvero, con tutte le difficoltà è riuscita alla fine a centrare la promozione. Sono campionati molto difficili, noi sappiamo, li abbiamo fatti, e quindi le difficoltà sono tantissime. Assolutamente. Per cui davvero complimenti. Complimenti. Allora Federica, so che tu stai fremendo, vuoi darci qualche risultato? Allora, siccome ci stanno seguendo in diretta in molti, diamo almeno i risultati del campionato di eccellenza, o quantomeno i playoff nazionali del campionato di eccellenza. Allora, la Folgore in casa che ha fatto? Ha vinto 2-0, doppietta di Erbini. Il capitano, nome storico. Mentre invece la Cireale? La Cireale si ferma la sua corsa con lo 0-0 contro l'Altamura. La partita è stata persa all'andata probabilmente. Probabilmente il treno già era stato perso anche prima. Era quasi impossibile secondo me ad Altamura fare risultato. Salvo, per chiudere il discorso dell'Atletico Fiumefreddo, hai dato spunto sul discorso del settore giovanile chiamando quasi l'applauso, però è anche vero che tutta la realtà intorno a Fiumefreddo, quindi tra Messina e Catania, dovrebbe un po' svilupparsi nel discorso dei settori giovanili. Guarda, il problema è sempre uno, l'uomo, cioè questo presidente. Lui, diciamo da solo, sta cercando di costruire qualcosa di astronomico. Bene. Oggi come oggi è impossibile. Con tutta questa buona volontà che c'ha, con tutte queste capacità, e soprattutto in pochi minuti ha fatto capire che ha le idee chiare. Bene, siamo convinti che ciò avverrà, e allora per dimostrare che noi siamo fiduciosi nei confronti dell'Atletico Fiumefreddo, adesso vi facciamo vedere una clip fotografica, dura una trentina di secondi, ma quello fa veramente intuire la qualità degli obiettivi e il gruppo che è stato secondo me importantissimo proprio a Fiumefreddo.
Allora, come avete potuto intuire, c'è un applauso. Applauso. C'è un applauso perché questo è rivolto anche al pensiero che tutta la squadra ha rivolto a Giacomo. Presidente, ci vuole raccontare la tragicità di questo ragazzo? A volte il calcio, come nella vita, mette delle cose a rete. Questo ragazzo io l'ho visto crescere nella mia città quando ero presidente della Fiumefreddese prima di andare via da Fiumefreddo. Ed è cresciuto con dei valori che sono quelli che le dicevo poco fa. Sì. Questo ragazzo giovanissimo andava a lavorare a Taormina e si era andato a ritirare il pass per il G7 quella sera e rientrando ha avuto un incidente ed è morto. Era 3 giorni prima della nostra finale playoff. Non potevamo fare altro che dedicare quella partita in quello straordinario San Filippo, che era un luogo straordinario, a ricordo di questo ragazzo. La tifoseria ha portato questo striscione, devo dire che l'Orsa Barcellona, che ringrazio, ha portato un mazzo di fiori, l'abbiamo ricordato ed è stato secondo me il momento più alto di più intenso di tutta l'intera giornata, della nostra intera stagione. Ah beh, sicuramente, perché è chiaro. Quando le cose si mettono a rete, per cui questo ragazzo con noi era venuto in promozione con la Fiumefreddese e quel giorno noi andiamo in promozione con l'Atletico Fiumefreddo, eravamo guardati bene, non poteva finire male quella finale ed è stata per noi una cosa importante. Io spero che tanti altri ragazzi di quell'età, con quella, perché lui era uno vivace, era uno spigliato, era uno che era facile a finire per strada, io spero che tanti altri ragazzi seguano l'esempio di Giacomo, vengono a giocare a calcio, stanno dentro le regole, poi vanno a lavorare e spero che invece non come Giacomo possano avere una vita intensissima e piena di tanta intensità e magari venire al campo e guardare la nostra squadra. Che belle parole, Presidente. Noi la ringraziamo per la sua presenza, so che deve andare via, le auguriamo a questo punto una buona programmazione, ma di questo lei ci ha già anticipato ampiamente, e convinti che Fiumefreddo possa veramente riacquistare i suoi spazi doverosi in un calcio forse un po' più impegnativo e più di qualità. Guardi, io intanto voglio ringraziare voi perché date un servizio sul calcio dilettantistico straordinario e mi permetterà di dirle che il calcio è tanta roba, certo, ma il calcio dilettantistico è quello che fa battere, è questo che fa tremare i polsi. È quello che fa battere anche spesso il cuore. E quindi quello che fate è una gran bella cosa e di questo vi ringrazio. Grazie. Ho visto la vostra programmazione sui ragazzi, ho visto i vostri award, quindi complimenti. Per quello che ci riguarda, Mister Pennisi sa che ha una società che non vuole spendere tanti soldi, vuole fare bene, vuole mettere in campo una squadra che faccia divertire le nostre comunità, perché non parlo della mia, noi siamo una zona con più comuni. Ho sentito che il Calatabbiano ha qualche problema quest'anno, io sono rientrato avanti ieri, spero di poter incontrare presto il presidente del Calatabbiano per confrontarci su questi problemi, perché mi farebbe piacere che il Calatabbiano restasse in promozione. Ho sentito Aldo del Trecastagni, mi piacerebbe poter fare in modo che queste squadre possano con poco, se possibile con poco, vivere le emozioni anche di un campionato di promozione. Assolutamente è vero. Grazie Presidente, Grazie Presidente Giuseppe Caudo, Presidente dell'Atletico Fiumefreddo. Allora adesso dovremmo collegarci con Caltanissetta, perché come tutti ben sanno la scorsa settimana si è disputato un playoff che nessuno avrebbe voluto disputare, soprattutto a Caltanissetta, che è stato ricatapultato in campo. Dovremmo avere il presidente dimissionario però tra l'altro della Nissa, dovremmo avere al telefono il presidente Natale Ferrante. Pronto Presidente? Eccomi. Buonasera. Buonasera Presidente, allora io ho seguito, devo dire, tutta la settimana scorsa, insomma, con quanta energia vi siete presentati protestando anche in maniera molto educata nei confronti della federazione per questa scelta un po' scellerata e un po' anche ritardata da parte appunto della federazione nel farvi ritornare in campo a giocare un playoff, un playout che poi sappiamo benissimo com'è andata. Voglio sentire il suo parere e a questo punto anche capire quale potrebbe essere la linea che seguirà la società anche dietro le sue direttive, sapendo pure che lei comunque è dimissionario proprio come carica di presidente.
Sì, allora praticamente noi non abbiamo fatto una protesta nei confronti della Federcalcio, anzi abbiamo avallato, abbiamo dato regolarità al torneo presentandoci al cospetto di quanti invece forse avrebbero utilizzato qualcosa di diverso, cioè non si sarebbero presentati. Noi invece abbiamo voluto rispettare le regole, non ce l'abbiamo con la Federcalcio, ce l'abbiamo con gli organi di giustizia sportiva che hanno portato fuori un risultato che solamente al quarto ricorso ha dato una sentenza contraria. Quindi diciamo che c'è stato un verdetto, il primo verdetto del giudice sportivo che dava l'inammissibilità per tutti gli italiani, per il vocabolario. Essere inammissibile non vuol dire che una cosa può essere ammissibile e l'altra no. L'inammissibilità è inammissibilità a tutti i livelli. Però noi ci siamo ritrovati di fronte a persone che forse tra di loro hanno delle beghe e hanno fatto un torto ad una società sana come la Nizza. È stato sicuramente... No, dicevo Presidente, è stato un colpo anche inaspettato perché la stagione della Nissa aveva probabilmente inizialmente altri propositi, poi la squadra comunque si è salvata sul campo e ritrovarsi a soli 2 giorni di distanza, anche meno, per giocarsi un play-out da salvezza, secondo me è da folle. Almeno vi potevano dare qualche giorni in più per giocare l'eventuale play-out. E forse questa è l'unica cosa che potrei, come si suol dire, rimarcare agli organi federali. Però dico questo, noi potevamo anche non presentarci e quindi fare scalpore, ma vi devo dire la verità, lo scalpore lo abbiamo fatto ora, nel senso che a livello nazionale conoscono cosa è successo in Sicilia e conoscono com'è la situazione della giustizia sportiva siciliana, che vi garantisco è uguale in tutta Italia, nel senso che se qualcosa di sbagliato c'è, parte dalla Sicilia e coinvolge tutta l'Italia. Non è che c'è un regolamento solo in Sicilia, a livello Italia no. Quindi c'è un problema che devono risolvere e chi è che lo deve risolvere è la Federcalcio, che nomina queste persone e che hanno mancato di rispetto alla regolarità del campionato. Sono assolutamente d'accordo, Presidente. Io devo un po' restringere il tutto perché, come lei ben sa, i tempi televisivi sono abbastanza ristretti e le dico, siamo tutti d'accordo su quello che è stato l'atteggiamento della Nissa, che io credo che un po' tutti condividiamo, ma adesso che cosa succederà nei prossimi giorni? Noi è sicuramente che è chiaro che noi ci muoveremo per le vie. È sicuro che già ci sono i nostri avvocati che stanno preparando le varie documentazioni per renderle legittime, perché capiamo bene che non siamo società interessata come terza società, non siamo una società che perde il ricorso, e quindi diciamo la nostra immagine, il nostro risultato in campo è stato leso da un ribaltamento di un'altra partita, di un'altra gara. Quindi noi sicuramente ci muoveremo per le vie legali, arriveremo all'ultimo livello che è quello al CONI. Giusto, bravi. Non faremo, come si vuol dire, sconto a nessuno, ma io invece, come si vuol dire, sono fiducioso. Siccome sanno tutti che la Nissa e il Mussomedi, voglio mettere anche il Mussomedi, hanno subito 2 squadre del centro Sicilia dei torti palesi, lampanti, io penso che già questi sono messaggi importanti e la nostra serietà, il nostro avere questa serenità d'animo, spero che sia ripagata da chi che ascolta i vostri programmi e che sicuramente non sarà una cosa che finirà così. Presidente, sappiamo che siete molto determinati e ci auguriamo che veramente qualche cosa possa cambiare, che il vostro segnale forte che avete diretto anche verso le istituzioni federali possa arrivare e soprattutto in questo caso possa dare modo alla Nissa di rientrare attraverso un'altra porta di servizio in un campionato d'eccellenza che secondo me merita. Io la ringrazio per il suo intervento, chiaramente l'aspetto giorno 12 ai Penalty Awards. Lei tra l'altro è il presidente dell'AIAC, la sezione di Caltanissetta, quindi in prima persona coinvolto. Praticamente il non fare più il presidente della Nissa
mi dà un altro titolo, l'altra presidenza. È vero. Sì. Bene, bene, bene. Allora ci vedremo il giorno 12, Presidente. Sì, volentieri. Un abbraccio, grazie mille. Grazie a lei, Presidente Natale Ferrante, Presidente dimissionario della Nissa Calcio, ma che soprattutto è il Presidente dell'Ajax di Caltanissetta, che come tutti ben sanno, insieme alle altre province siciliane, è organizzatrice del premio Penalty Awards, con la collaborazione diretta naturalmente della redazione di Penalty. Allora, io voglio sentire un po' i nostri ospiti su questo ingarbugliato momento della Nissa e soprattutto questa ingarbugliata vicenda della Nissa. Allora, Armando, certo è pazzesco, 2 giorni prima guardate che dovete andare a fare i play-out, secondo me è una follia. Ma c'è tutto di sbagliato, ma lo dico di sbagliato col punto fermo, perché la Nissa, ma noi abbiamo dall'anno scorso nel calcio femminile, sì? Abbiamo subito anche questi vecchi regolamenti. Quindi ci sei quasi già abituato. Questi vecchi regolamenti, che lo posso dire in 2 parole, che loro hanno in siciliano, diciamo, dei vecchi, insomma, devono svecchiarsi, canonici di linea. Devono svecchiarsi, ecco. Allora dobbiamo fare in modo che è vero che noi avvenga. in un campionato sempre di Lega Dilettanti, noi abbiamo fatto i playoff, finale playoff, sì? Vincendo le finali playoff. Per accedere in Serie B, sì? Dovevamo fare la richiesta di ripescaggio. Vabbè, una follia anche lì, un po' ingarbugliata. Ma non è finita lì. No, aspetta però un attimo. La società, per finire sì. il concetto, e la società, sì? per fare questa domanda di ripescaggio, vincitore dei playoff, devi avere almeno 3 anni la matricola. Vabbè, altra follia. Secondo me molti regolamenti vanno rifondati. Alfio Barbagallo, certo, sì, questa situazione è un po' anche ingarbugliata, perché parliamoci chiaro, Caltanissetta è troppo importante, non può essere sottovalutata, ha una sua storia. Ha fatto la Serie C, è una grande piazza, una grande città. Io sono convinto che comunque il ripescaggio lo otterranno anche al 100%, per cui questi vicissitudini che hanno penalizzato una squadra, ma anche una città. A me è capitato di giocare in questi campi col Trecastagni, anche in promozione, davvero hanno un pubblico 1000-2000 persone alla partita, per cui credo che anche alla FIGC non conviene fare sparire una società del genere. Assolutamente. Federica, tu hai vissuto con il Biancavilla il campionato di eccellenza e sai benissimo quanto incide, insomma, capire bene i regolamenti interni della federazione. Sì. Certo che un po' sorprende che la Nissa sia stata, secondo me, un po' maltrattata. Sì, ne parlavamo anche la scorsa puntata, tra l'altro sì, è capitato a Fagiolo proprio questo intervento. Sì, ne parlavamo l'altra volta e anche secondo il mio parere, anzi il mio modesto parere, va un po' ridimensionato tutto, cioè le squadre soffrono, l'abbiamo visto anche dalle parole del presidente della Nissa, e insomma davvero cerchiamo di ridimensionare tutto, facciamoli stare un po' tranquilli. È vero. Salvo Pappalardo, tu che di calcio insomma ne hai masticato tantissime in tantissimi campi, soprattutto nei settori giovanili, è stato un colpo basso soprattutto per la città di Caltanissetta. Beh, devo dire onestamente che non è la prima volta e non sarà l'ultima volta. La giustizia sportiva non ha mai funzionato, parliamoci chiaro. Un reclamo di gennaio viene guardato a febbraio e poi la soluzione a marzo-aprile, perché molti mi hanno insegnato che all'ultimo vediamo un po' come va il campionato. Se si salva bene, gli diamo partita, se non si salva invece cambiamo tutto. Non si fa così. La Nissa è la gloria del calcio siciliano. Bravo, e con questa bella scritta a caratteri cubitali che dovremo mandare in onda, io dico che sono assolutamente d'accordo con Salvo Pappalardo, non è assolutamente pensabile che la Nissa subisca questo maltrattamento. Però giriamo pagina, perché dobbiamo parlare di un'altra bella favola, quella del Troina, che come tutti ben sanno ha raggiunto, grazie alla finale di Coppa Italia Nazionale poi persa, la Serie D. Il gruppo di Pagana ha fatto un grandissimo lavoro, ma anche e soprattutto il gruppo dirigenziale ha fatto un lavoro fantastico. Su tutti il direttore generale Claudio Cammarata, che noi di Penalty abbiamo intervistato in esclusiva.
Stagione conclusa, a questo punto i commenti finali anche legati ad un evento importante che è successo a Troina, una finale di Coppa Italia nazionale e anche una promozione in Serie D, e qui abbiamo uno dei protagonisti anche di questa promozione in Serie D, ovvero il direttore generale Claudio Cammarata. È stata una stagione da incorniciare, parliamoci chiaro. Buonasera a tutti, innanzitutto da incorniciare, storica e probabilmente anche leggendaria per il nostro centro. Siamo partiti fin dall'inizio molto convinti, è chiaro non puoi andare a sbandierare propositi di vittorie, però di altissima competitività l'abbiamo fatto subito. Poi strada facendo abbiamo visto che veramente potevamo farcela al di là di un cammino che è stato inizialmente un po' deficitario, ma alla fine abbiamo portato a casa la Coppa Italia regionale, la finale nazionale persa, magari fosse cominciata 4 minuti dopo la partita, fosse durata altri 4, parleremmo di altre cose, poi la Serie D conquistata ritengo sia un traguardo più che storico, veramente leggendario per Troina e il giusto alla fine coronamento di una programmazione voluta dal presidente Ali e da tutto lo staff che ha lavorato. Claudio, diciamolo pure, tu hai sempre vissuto stagioni da professionista, quest'anno questa esperienza è stata comunque positiva perché nel settore del calcio dilettantistico un dirigente di qualità quale sei tu, insomma, non si vedeva da tanto tempo, ed è la dimostrazione che anche il calcio dilettantistico può tentare di dare un cambiamento di rotta alla figura del dirigente. Assolutamente sì, credo che sia l'auspicio, non so se ricordi un paio d'anni fa insieme a Nino Corsaro, e vogliamo anche ribadirlo in questa stagione estiva, il nostro progetto di creare proprio dei corsi di formazione in maniera tale che parliamo tutti la stessa lingua, dalla Serie A alla terza categoria, perché ovviamente c'è una giungla, una disparità di approccio al calcio totale. Io ho lavorato in eccellenza con lo stesso impegno, la stessa serietà che ho messo in tutti gli anni di Serie A. È chiaro che Troina era un'eccellenza particolare per me, significava anche un luogo nel quale ho giocato per 6 anni, con grande affetto e simpatia dei miei anni giovanili, mi hanno seguito, quindi quando mi hanno chiamato non ho tentennato un attimo ad accettare l'incarico che Giovanni Ali mi ha richiesto. Ecco. E adesso quindi dobbiamo parlare per la prossima stagione, perché le voci ti vedono di nuovo emigrare probabilmente anche in categorie di una certa importanza. Allora, è chiaro che solo voci però. È chiaro che fino a che non ci saluteremo e chiuderemo la stagione ufficialmente col Presidente e col Troina, di tutto parlerò tranne che di prossima stagione. Credo che il livello verso il quale sta andando Troina non ha nulla da invidiare a molte Lega Pro, perché purtroppo ormai calcio di vertice dalle nostre parti scarseggia. Quest'anno anche Palermo e Trapani hanno perso la categoria e quindi la B rappresentata dal Palermo e poi tutta la Lega Pro sono veramente abbastanza prossime a quella che è la categoria del Troina, quindi quello che mi ha sempre interessato è la validità odio la parola progetto, a volte si abusa dalle nostre... Ma in questo caso un po' necessita. Sì, no, dico, la validità dell'idea, del programma, non guarderò mai la categoria, non sono un ventenne che aspira l'ho fatta la Serie A, credo di averla fatta anche con risultati lusinghieri e quindi bene o male a questo punto cerco la qualità. E se dobbiamo parlare di qualità dobbiamo anche parlare forse anche un po' di ricordi. Qual è il ricordo che ti rimarrà di questa stagione? Di questa stagione stavo già andando al passato. Non è un ricordo legato a un momento, è l'acquisizione della consapevolezza. Tu dici, allora, il ricordo che mi rimane è questo, amichevole col Catania. Ero col Troina ho cominciato di giovedì, l'amichevole fu di mercoledì, ero col Troina da 6 giorni. Giocando contro il Catania ho detto a un mio collaboratore, e poi qualche mese dopo quando ci ha pensato, noi a maggio saremo in giro per l'Italia a fare la finale di Coppa Italia nazionale, il che significava avere anche vinto il campionato.
Certamente la squadra di Troina quest'anno ha veramente raggiunto un obiettivo che un po' tutti si aspettavano a Troina, un po' meno negli ambienti del calcio dilettantistico. Hanno veramente sorpreso tutti, mister Pagano ha fatto un lavoro pazzesco e quindi siamo doppiamente contenti. Tra poco, speriamo bene, dovremo collegarci con Castelvetrano, dove dovremmo avere al telefono mister Nicola Terranova e mister della Folgore. Però una battuta veloce la facciamo con Federica, ci aggiorni, quindi risultato definitivo 2-0 per la Folgore. 2-0 Folgore Selinunte contro la squadra. Ci siamo? Ok, sì. 2-0, no, ecco, sì. 2-0, ecco, la prossima partita, la finale, la Folgore la giocherà contro l'Audax Cervinara, squadra campana. Perfetto. Questo allora, è l'aggiornamento, l'ultimo benissimo. aggiornamento. E sarà doppiamente contento a questo punto il mister che ce l'abbiamo al telefono. Pronto, mister Nicola? Pronto, buonasera a tutti. Allora, doppia vittoria sia fuori casa che dentro casa, dimostrazione che insomma la Folgore vola verso la finalissima per andare in Serie D la prossima stagione. Siete contenti a Castelvetrano? Siamo contentissimi naturalmente, è chiaro che non c'è nemmeno il tempo di festeggiare perché già dobbiamo pensare alla prossima partita. Tra l'altro con un avversario che non conosco, quindi ci dobbiamo un pochettino informare e relazionare bene. Tra l'altro non sapete se giocherete la prima in casa e la seconda fuori casa. Domani ci dovrebbe essere il sorteggio, se non sbaglio. Martedì c'è il sorteggio. Martedì c'è il sorteggio, quindi saprete se giocherete il primo incontro in casa oppure successivamente il ritorno. Che partita è stata quella di oggi? Insomma, il 2-0 con il tuo capitano che ancora una volta ha fatto probabilmente la differenza. No, eppure vi devo correggere perché non è il mio capitano ma è il fratello, quindi non è più l'Erbini che conoscete voi ma è il fratellino più piccolo. Va bene, comunque allora di famiglia comunque esatto. di grande tradizione. Di famiglia fanno le bombe. Infatti. Chiaro che è stata una partita dura contro un avversario veramente forte e tosto. Io non so quante squadre in eccellenza si possono permettere giocatori come Visentini, Conversi, Carbone, Lombardo, Cundari, eccetera, eccetera. Quindi per noi è una doppia soddisfazione. È chiaro che ancora una volta abbiamo dimostrato nel calcio che non sempre le individualità vincono. Certo. Noi puntiamo tutto sul collettivo e grazie a questo siamo riusciti a passare il turno, magari in maniera inaspettata da parte di tutti, ma non certo da noi. Certo. Abbiamo Federica che vuole farti una domanda su questa bella vittoria e anche su questo passaggio di turno che vi porta in finale. Federica. Mister, buonasera, intanto complimenti per la vittoria. Grazie e buonasera a lei. Allora, la mia domanda, più che sull'aspetto diciamo tecnico di oggi, verte sulla tifoseria. Come siete stati accompagnati oggi dai vostri tifosi? Devo essere sincero, oggi forse per la prima volta ho visto il pubblico delle grandi occasioni, perché Castelvetrano è una piazza calda, solo che negli ultimi anni aveva avuto delle delusioni calcistiche non indifferenti, quindi è chiaro che la gente inizialmente è stata un pochettino lontana dalla squadra, però è chiaro che con questi risultati poi diventa tutto più facile. Assolutamente. Come preparerete questa settimana, mister? Così poi la congedo, perché lo stress mentale dopo la partita sicuramente sarà altissimo. Come sempre, al massimo cercheremo di curare i dettagli, perché sono quelli che poi alla fine fanno la differenza. È chiaro che probabilmente anche questa volta non saremo favoriti, però lavorando sui dettagli, sui particolari, a volte esce sempre la sorpresa. Perfetto, allora un in bocca al lupo e speriamo che vada tutto per il verso giusto. Io credo che la Serie D vi stia aspettando, Nicola. Io ci spero con tutto il cuore. Perfetto, grazie ancora Nicola Terranova. Grazie al mister della Folgore Serilunte che adesso disputerà la finalissima. Quindi abbiamo detto che martedì ci sarà questo sorteggio, Federica, e vediamo come va a finire. Vedrà la squadra forse giocare la prima partita in casa. Io spererei che giocasse la seconda in casa, perché poi c'è meno stress, c'è meno stress. Sì, allora, adesso dobbiamo parlare del Giarre, e allora quando parlo di Giarre io devo parlare per forza con Alfio Barbagallo, perché insomma lui è legato al Giarre di Ventura, perché velocissimamente raccontaci una battuta, perché poi c'è anche Armando che vorrà dire la sua. Sì, Giarre insomma ti lega... ho fatto 4 anni a Giarre, dall'89 con l'attuale allenatore della al nazionale, 93.
Sì, sono stato anche in ritiro a Norcia con Ventura e abbiamo curato, io curavo allora la preparazione atletica, c'era il vice allenatore Caligiuri e Ventura che veniva dalla Serie C, dalla Pistoiese se non sbaglio, era un tecnico ancora emergente però che già aveva fatto bene. Ricordo con piacere davvero quei periodi, grandi giocatori nel Giarre, Tomasoni, Sansonetti, il portiere, parliamo Alberti, veramente di grandi nomi. Anzi quell'anno ci furono alcuni ragazzi che poi andarono in Serie A, tipo Maier, Filippo Del Moro nella Roma, Maier nel Modena, li abbiamo visti in Serie A. Prima c'era stato Colonnese che rimane il giocatore più di prestigio che credo abbia calcato il campo di Giarre. Insomma, un'esperienza che tu ricordi con grande affetto. Ma sicuramente. Benissimo. Allora, dato che dobbiamo parlare di Giarre, chissà cosa succederà la prossima stagione. Abbiamo un servizio di Carmelo Puglisi. La settimana prossima entreranno nel vivo le trattative per il nuovo allenatore del Giarre. Giulio Nirelli ha 3 idee su cui con Alessandro Curcuruto sta lavorando e già nei prossimi giorni potrebbero esserci già i primi colloqui. Non è escluso che Giulio Nirelli possa sondare anche altre piste, anche se il favorito ad oggi resta Gaetano Di Maria, allenatore che quest'anno nel girone I di Serie D, nella seconda parte della stagione, ha allenato il Castrovillari, uscito sconfitto nel play-out con la Sarnese. Per il tecnico messinese si tratterebbe, come noto, di un ritorno sulla panchina giallo-blu dopo 11 anni. Tra l'altro quelle 2005-2006 fu una stagione magica per il Giarre, che arrivò in finale di Coppa Italia, che si salvò con largo anticipo in Serie D e lanciò nel calcio professionistico l'attuale bomber del Cittadella Luca Litteri, che da Giarre spiccò il volo verso la primavera dell'Inter. Ma Di Maria valorizzò in quel campionato tanti giocatori, da Beppe Madoni a Giovanni Giuffrida, che negli anni seguenti hanno fatto tante presenze in Lega Pro. Leggendario, avvolgente, sincero, spina amara. Azienda agricola Giusafra, Belpasso, Catania. Infoline 339 1363 261 www.bustarelasicilia.com. Giarre che vorrà sicuramente dire la sua, dunque la prossima stagione ci sarà il Toto allenatore. Alfio, un pensierino ce lo facciamo a Giarre? Beh, non è una piazza che ti dispiacerebbe, no, sarebbe come un ritornare a casa. È una squadra che ha grandi tradizioni, è una squadra che comunque ha anche il pubblico, un centro importante della provincia etnea, per cui programmando bene, come parlava prima, come diceva il presidente del Fiumefreddo, Giarre avrebbe grandi risorse per poter tornare nel calcio che conta. Sperando che lo stadio venga un po' risistemato, perché insomma soffre in questo senso. Sì, ho visto che il terreno ormai non è più inerbato. Tribuna anche inagibile. Volevo aggiungere... Spogliatoi con l'acqua. Volevo aggiungere proprio questo. Le squadre siciliane, nonostante le difficoltà che hanno di strutture, di risorse, perché io ho visto anche come funziona in Toscana l'anno scorso, stando 3 mesi lì, ci sono molti campi, molte strutture all'avanguardia. È un'altra cosa. Però al momento che poi si fanno questi spareggi, che stiamo tipo del Folgore di Castelvetrano, la Nissa l'anno scorso insegnava, ed altre squadre, sia l'affluenza ma anche tecnicamente i talenti siciliani sono superiori tante volte, nonostante le difficoltà. Quindi messi in condizioni ottimali questi ragazzi potrebbero esprimere un calcio di altissimo livello. È vero. Quindi io ritengo veramente ci vuole davvero sistemare un pochino le cose qui in Sicilia. Presidente, per lo lancio far tornare io il calcio che conta. Lo lancio io lo slogan: Alfio Barbagallo, patentato, insomma professionista nel calcio, insomma potrebbe essere un nome interessante, lo prenda in considerazione. È un mio lancio comunque, non mi ha dato nessuna paghetta in questo senso. Voglio parlare di calcio femminile, perché poi devo riparlare anche con Salvo Pappalardo sui vari settori giovanili, ma non solo, perché voglio sentire anche a lui il parere sul Giarre e tutto l'entourage che soffre di campi. Dicevo, parlo con Armando perché parliamo di calcio femminile. Tra l'altro posso già partire una clip di sottofondo per capire che il calcio femminile è in una crescita esponenziale. Quindi cosa mancano? Gli sponsor, il pubblico, i giocatori, le giocatrici in questo caso? Non mancano né le giocatrici
diciamo, le strutture sono quelle che sono sia per il calcio maschile che per quello femminile, e quello che manca è anche l'apporto dei media, perché non vi seguono in molti. No, noi avevamo un'icona come Franco Anastasi che aveva la possibilità, perché fra le altre cose era stato anche arbitro internazionale. Allora ti blocco 2 secondi per dirti che io mi impegnerò formalmente già da adesso che la prossima stagione vi seguiremo noi di penalty. Questa è la mia squadra. Sì, lo so, infatti immagini di sottofondo proprio sull'Aci Sant'Antonio. Noi di penalty la prossima stagione, quantomeno risultati e classifiche ogni settimana verranno dette, quindi da noi puoi contare senz'altro. Noi ci seguiva anche la televisione nelle partite in casa l'anno scorso col Tre Castagne di Aldo Tringale. Aldo Tringale, sì. E prima con la San Bio del Aci Sant'Antonio vi danno aiuto? Il comune vi aiuta? Vi dà una noi mano? aiutiamo il comune. Ah, voi aiutate il comune? È bella questa cosa. E paghiamo anche il custode del campo. Addirittura, perché voi giocate al comunale di Aci Sant'Antonio. Una struttura bella, curata fra le altre cose. È vero. Anche se fatiscenti in qualche cosa, come gli spogliatoi che vedete lì di fronte. Ma non è questo. Ma questo non è il campo questo non è di Aci Sant'Antonio, questo è Caldaccinone. A Caltagirone abbiamo giocato, vero? Infatti, fuori. Ma... Non c'è il sintetico ad Aci Sant'Antonio. No, è in erba. Infatti cosa. È curato, ma gli spogliatoi non è che sono tanto, anche di colore. Sono fatiscenti, sono uguali. È vero. Quindi allora le giocatrici ci sono? Allora, le giocatrici sono tutte ragazze che mi hanno seguito da 3 anni a questa parte, quando abbiamo cominciato con la San Pio di Cursino, che gentilmente ci ha concesso la possibilità di avere un presidente. Così si fa ora nel calcio femminile. Ma un presidente dovrebbe anche elargire, finanziare, progettare? Noi siamo... Quindi era solo di nome? È solo di nome e diciamo quei piccoli volontari chiamati come dirigenti. Perché poi ci sono anche le trasferte, voglio dire, no? Certo, e allora noi altri dobbiamo andare a cercare quello sponsor che è amico, gli spieghiamo che cos'è, gli spieghiamo se vuole portare il cartellone così però nel campo. Non è fattibile fare calcio. Però se noi altri, ora sul serio, se noi altri fossimo aiutati, come dicevi tu per esempio, ti impegni, la cosa ce n'è per tutti, voglio dire, perché il lavoro che fate voi altri come diciamo televisione, la pubblicità che diamo noi altri visiva al campo, invogliono un eventuale sponsor che non va a spendere 30.000 euro per fare il giornale, la cosa, viene anche, sai come queste cose qua. Ma le ragazze insomma arrivano, cioè fate un casting tra virgolette per vedi, le ragazze, tesserare le ragazze? Sì, facciamo fate questo, un casting facciamo questo, ma più che altro vedi sono la pubblicità calcistica di passaparola. Ah, ho capito. Perché poi vengono a provare, giustamente, oppure già... perché io per esempio avevo come preparatore dei portieri a Pina Loritto, un'icona del calcio femminile. Sì, è vero. Campionessa d'Italia, della Jolly, campionessa d'Italia, che mi ha dato una mano anche lei, ma viene da Lentini. Insomma c'è un po' di volontà, però poi dovrebbe essere supportata da qualche impegno economico. Non ci mettono tanto per aiutare a far crescere il calcio femminile. Fate male, gridiamo ad alta voce che bisogna aiutare anche il calcio femminile. Tra l'altro, insomma, la nazionale si comporta bene adesso da quando Caprini è anche il suo allenatore, quindi insomma... Scusa se mi permetto, ma per esempio nel calcio femminile ora una miriade di ragazzi, da Rita Guerrino che giocava nella Juventus, ad altre che sono allenatrici della Lazio, del Monza, del Firenze, squadra che ha vinto anche il campionato italiano, sono tutte patentate. E quindi potrebbero anche loro... anche loro... È vero, perché lui è stato a Coverciano. C'erano 2 ragazze, Eli Laspina che ha una grande visibilità a livello nazionale, ho visto articoli sulla Gazzetta dello Sport,
e Valentina Derisi, che erano nel corso che ho frequentato io, marzo 2016, bravo, quindi, che erano le prime donne che prendevano il patentino di allenatore professionista. Io ho fatto prendere... Perché Renzo Olivieri ci tiene tanto il presidente dell'AIAC, anche perché lui segue una squadra femminile. E io ho fatto prendere, ho invogliato una mia ragazza a prendere il patentino. Bravo, hai fatto bene. FAB. Insomma, la Morace ha iniziato questo percorso, le altre è giusto che adesso raccolgono i loro frutti. Voglio passare un attimo precisamente a Salvo Pappalardo, perché poi passeremo ai saluti per quanto riguarda questa prima parte. Salvo, certamente il calcio femminile meriterebbe molto, ma molto di più. Anche a livello giovanile potrebbe il calcio femminile attirare curiosità? Certo. Guarda, è evidente che il calcio femminile non è nato oggi. Non è nato È nato negli anni 70 con la UPIM di Piazza Università. Ricordiamo storico. questo. Ricordiamo questo. E già all'epoca con UPIM, cioè un grande sponsor, avevano 1000 difficoltà. Però piano piano lottando poi con la Ares Sport del grande amico Aldo Chiappini, non ce lo dimentichiamo, che faceva tantissimi sacrifici portando la squadra in Serie A femminile. Poi la Jolly Componibili, la famosa inglese Rosa Rowley, la ricordate? Giocatrice. Eccezionale. Perciò il calcio femminile è andato sempre bene. Poi il maschilismo, non sanno giocare. Bravo. Ma questa cosa è molto italiana, però, perché per il resto del mondo il calcio femminile ha uno spazio è importantissimo. Tu hai seguito il calcio femminile e io ti posso solo ricordare che il Gravina di Catania, non il Gravina di Puglia, Gravina di Catania è stata per 9 anni col presidente Gianfranco Forza, 9 anni in Serie A, dove abbiamo incontrato tutte le squadre italiane. Ricordo perché siamo andati a giocare con la Juventus al Philadelphia, Roma, Milano, tutte queste piazze contro Carolina Morace, come dicevano. E quindi il calcio allora già era, ma l'unica cosa che ci ha fatto vivere questi 9 anni da favola è stato lo sponsor, che allora era disposto. No, era la regione, perché noi altri loro chiedevano di sponsorizzare un prodotto siciliano, i vini DOC dell'Etna, e quando una regione ti dà 800 milioni allora ogni anno e 900 li dava all'amatori, perché anche lei, anche quella società. Ma allora, scusa Armando, io vorrei controbattere, voi dovete ringraziare anche la figura di Franco Anastasi, che vi ha seguito per 9 anni. L'ho detto prima. Al giorno faceva Franco Anastasi, con questo Gravina Milan ogni giorno Franco Anastasi. Ma l'ho detto prima. Oggi con tutti i suoi colleghi ragazzi che si affacciano ora al giornalismo, le redazioni potrebbero pigliarne 2 o 3. Noi ci siamo presi l'impegno. E farle. Noi ormai ci siamo presi l'impegno. Io intendo dire un'altra cosa, direttore. Io intendo dire, tutti questi ragazzi, per esempio, qua loro fanno i cameraman, ma che vogliono fare il giornalismo, possono anche cominciare a seguire anche il calcio femminile. Che il calcio femminile, ora c'è stata la realtà nostra, una squadra femminile Catania, che non ha niente a che vedere con Catania, ha vinto il campionato e è andata in Serie B, ma scusate. C'era la fotografia sul giornale. Attenzione, perché c'era la fotografia sulla Sicilia. Ma non sai quello che la fotografia. Ma non sai quello che hanno fatto. C'era la fotografia. Mi avete anticipato, chiedo scusa, mi avete anticipato perché poi nella seconda parte di penalty, ma non quella tra le 19 e le 20, ma quella tra le 21 e le 23, avremo il presidente del Catania Calcio Femminile, quindi vedremo cosa dirà lui pure anche su questa cosa qua. Per scudo. Insomma, vedremo un pochettino. Ma lui lavora molto su Facebook. Queste sono anche cose importanti, perché divulgare il calcio anche attraverso i mass media e i social un padre, una madre non vanno a vedere queste cose. Lo so. Il padre si compra la Sicilia, legge, non ne parlano di calcio femminile. Adesso però è anche vero che insomma sul quotidiano, sul cartaceo dovremmo fare un discorso a parte, diverso. Perché adesso oggi come oggi, se sei sui social hai una visibilità anche molto più forte, molto più importante. Ma devo chiudere questa prima parte e allora domanda finale a Salvo Pappalardo e chiedo settori giovanili, femminili che debbono aumentare, voglia di migliorare le strutture da parte
da parte delle amministrazioni più che delle società, perché è impegno del comune, secondo me, migliorare dove devono andare a giocare i giovani, o sbaglio? Io sono d'accordo con te 100%, però guardiamo i fatti. Sì. I fatti sono: campo Fontanarossa completamente distrutto, raso al abbandonato. suolo, abbandonato. Campo Duca d'Aosta impossibile da giocare. È vero. Campo Tinesimo è chiuso completamente. Stiamo parlando di Catania, eh? Catania, certo, No, io parlo della no, mia città, non posso parlare di siciliana, voglio dire. Però Catania è quella che Catania mi è quella interessa. che è. No, il comune non fa niente da 20 anni, è una vergogna. Dobbiamo Ma ci siete andati mai al questa campo cosa. Duca d'Aosta? Uno schifo completo. Non parliamo si di può- Nesima. Ma vuoi fare una ragazza, una femminuccia di 14-15 anni, tu la porti a Nesimo o la porti a Campo Montepo? Quale padre gliela manderà? Non la manderà nessuno. E allora dobbiamo migliorare le strutture e voglio salutare naturalmente Armando Drago, allenatore dell'ACI Sant'Antonio Calcio Femminile, augurandogli chiaramente nella prossima stagione di migliorare una posizione già buona, quella No, noi attuale. questo lo facciamo, a prescindere dall'augurio, partiamo per fare questo, non partiamo tanto per giocare. Bene. Perché sennò gli stimoli alle ragazze, alle giocatrici non glieli dai, È se giusto. non hai un obiettivo Giusto. è inutile che fai Gli calcio. obiettivi devono essere fondamentali. E voglio salutare anche Alfio Barbagallo, mister Buonasera a che tutti, è stato grazie a te. lanciato dal Tortorici per Giarre, per la piazza di Giarre, perché credo che comunque insomma è un allenatore di qualità. Mettetelo alla prova, perché secondo me ha delle grandi qualità umane che sono importanti nel calcio dilettantistico e poi anche tattiche. Insomma, conosco Alfio da 30 anni abbondanti e so che mette passione, che è fondamentale, e mette anche qualità. Ti ringrazio per allenatore di seconda categoria, e quindi Vuol dire che poi c'ha delle qualità. se no non è inutile che gli dicono, non è come qua. Ecco. È vero. Alfio, allora ci speri, Grazie no? sempre Ettore, sei un amico. E io ricordo che abbiamo iniziato insieme È anche vero, è vero. nell'Atletico Catania, nel Mitica, Catania storica. 93, dove tu anche hai fatto bene, quindi Io sei un allenavo gli intenditore allievi di e i calcio. junior, Sei un se mi intenditore ricordo. di calcio. Vabbè. Allora un in bocca al lupo, Alfio. Crepi. Bene, allora Federica, tu invece rimani, perché tra poco parleremo di promozione e dovremmo già. parlare purtroppo di una partita. Perché purtroppo? Perché poi ci seguono da Palermo e dico, ma perché ti fate Paternò? Scusate, ma sono una paternese. lo devo Il dire. problema è questo, lei di Paternò, vabbè, risultato a favore del Palermo. Una bella notizia per il CUS Palermo, per la città di Palermo, e una cattiva notizia per gli il amici di Paternò. Bene, ci fermiamo, grazie naturalmente ancora al nostro Salvo Pappalardo, ci fermiamo, c'è la pubblicità, tra poco parleremo di promozione e anche un po' di prima categoria. Penalty Awards 2017, quarta edizione. Tutto il meglio del calcio dilettantistico siciliano in un'unica grande serata. Il galà del calcio nostrano va in passerella con la premiazione dei migliori dirigenti, i migliori tecnici, i migliori atleti della stagione calcistica. Penalty Awards 2017. Una serata esclusiva con il gotha dirigenziale e sportivo del calcio siciliano. Le eccellenze dello sport, del giornalismo e dello spettacolo. Penalty Awards 2017, lunedì 12 giugno alle ore 18 presso il Teatro Comunale Nino Martoglio di Belpasso, Catania. Potrete rivedere l'intera manifestazione domenica 18 giugno 2017 alle ore 19 sul canale 78 del digitale terrestre di Gold 78. Presenta Ettore Tortorici. Leggendario, avvolgente, sincero, spina amara. Azienda agricola Giusafra, Belpasso, Catania. Infoline 339 1363 261 www.gustarelasicilia.com. Difendi, dribbla, attacca, manda a segno quella palla, fischio d'inizio, comincia
lancia il programma Penalty Play, ok. La curva salta, ole, ole. Accendi quella TV, ole, ole. Presenta Toto Ricci, ole, ole. Commenta il doppio incontro, ole, ole. Canale 78. Eccoci rientrati amici di Penalty, di nuovo in diretta questa domenica tra le 18 e le 20 perché sarà una lunga maratona sportiva su Gold 78, questa prima parte tra le 18 e le 19 già alle nostre spalle, iniziamo la seconda tra le 19 e le 20, dopodiché passeremo la linea a Palermo che seguirà l'ultima giornata del campionato di Serie A proprio con il Palermo e poi rientreremo in studio tra le 21 e le 23 con una puntata speciale di Penalty che parlerà invece del calcio Catania, perché ogni tanto anche noi ci concediamo un talk tutto catanese sulla stagione appena conclusasi del Catania, come tutti ben sanno, una stagione abbastanza travagliata. Seconda parte con la conferma, però questa volta da sola, impostazione di Federica Zammataro. Ciao Federica, ben ritrovata. Grazie, buonasera a tutti. Tra l'altro ti sei ripresa, sì, della notizia tutta negativa del Paternò. Sì, dai, mi devo riprendere per forza. Dobbiamo essere sportivi. Sì, e quindi vabbè, ok. Invece salutiamo a questo punto la presenza in studio di un mister vincente, ha vinto i playoff e volerà la prossima stagione nel campionato di eccellenza, Santino Bellinvia. Ciao Santino, ben trovato. Buonasera, buonasera a te. Ti vedo contento, rilassato. Oggi è una domenica di relax. Dedicata alla famiglia. Dedicata alla famiglia perché poi tra l'altro insomma è stata una stagione ingarbugliata perché volendo... Travagliata, difficile. Una squadra con grande qualità ma che poi dopo alla fine è dovuta passare attraverso incontri quasi decisivi. L'abbiamo ogni fatto domenica apposta per rendere più non ci credo più bello il finale. Non ci credo, veramente? No, vabbè. dai. Allora adesso ci racconterai la tua bella stagione, abbiamo anche una clip che insomma simboleggia questa bella parte finale con il salto nel campionato di eccellenza. E poi abbiamo adesso un volto femminile, la dottoressa Cinzia Favara, presidentessa dell'associazione Ollus LAD. Buonasera dottoressa. Buonasera. Lei chiaramente si chiederà ma perché mi ha catapultata Ettore Tortorici all'interno di una trasmissione sportiva? Lo anticipo con tanto piacere, perché la dottoressa insieme all'associazione Ollus LAD sarà premiata ai Penalty Awards, che anche quest'anno dedicheranno un premio alla solidarietà. E siccome lei è l'artefice insieme ai suoi collaboratori di un'iniziativa secondo me straordinaria, che tra poco andremo a presentare, era giusto insomma farla conoscere anche agli amici sportivi di Penalty che poi la rivedranno sul palco nel momento della premiazione. La dottoressa ha legato il suo nome e il suo lavoro, anche il suo impegno ad un'associazione, la LAD. In 30 secondi una brevissima carta d'identità di questa associazione, perché poi avremo modo di parlarne nei dettagli. Ci provo in maniera brevissima, diciamo che da 20 anni lavoro in oncologia pediatrica, per cui il nostro intento è quello del cure and care, curare prendendosi cura. Come psicoterapeuta e arteterapeuta l'idea è quella di rendere meno traumatica tutta l'esperienza della malattia oncologica. Come diceva bene lei, non sono da sola ma c'è una squadra che lavora con me, e una cosa molto importante è che poi l'intervento di supporto psicologico a un certo punto ha coinvolto anche il mondo dell'architettura, per cui siamo andati alla ristrutturazione del reparto di oncologia pediatrica con un concorso di architettura. Non ci siamo fermati a quello, adesso stiamo costruendo una casa adesso intera. ci fermiamo noi invece, perché se no lei mi svela tutto in una volta. So soltanto che l'iniziativa è legata anche ad un evento che ci sarà giorno 11, che è il Curri Curri 2017. Questa iniziativa di solidarietà ha permesso appunto all'associazione Ollus LAD di essere premiata come premio solidarietà all'interno dei Penalty Awards, e tra poco appunto andremo nei dettagli, perché adesso voglio anche presentare un giocatore di calcio a 5. Noi seguiamo il calcio a 5 da sempre, la scorsa stagione in maniera dettagliata insieme ad Alessio Patti, quest'anno ci siamo limitati ogni tanto così a parlare di calcio a 5, ma oggi lo facciamo con un giocatore juniores, parliamo di Gaetano Nicolosi della Meta Calcio a 5 di Catania. Buonasera. Buonasera. Juniores, qualche apparizione in prima squadra? Sì, quest'anno sì. Voi siete una bella realtà, tutti conoscono i grandi obiettivi della Meta Calcio a 5. Sì, quest'anno abbiamo fatto una bellissima stagione, con la Juniores un po' meno, però io ho avuto
La soddisfazione anche di fare 4 presenze in prima squadra. Quindi insomma da lì si parte poi il progetto per migliorarsi. Allora, tra poco ci collegheremo con il segretario dell'AIAC di Catania, Salvo Arcidiacono, però prima la battuta la faccio giustamente con Santino Bellinvia. Santino, qual è stata l'emozione più bella in questa stagione, secondo te? Per quanto riguarda chiaramente il Città di Messina. Sicuramente l'atto finale, la finalissima contro il Ragusa, perché il Ragusa era una squadra importante, giocatori importanti, società storica, società che ha fatto la Serie C per tanti anni. Non era facile. Siamo stati bravi e quella è stata la più grossa soddisfazione dell'annata sicuramente, perché vedere abbracciare i nostri dirigenti, il presidente, tutti i collaboratori, i ragazzi festeggiare, quella per me è stata la più grande gioia. Certo, tra l'altro tenendo presente che Messina vive di riflesso tante società satellite, quindi ritagliarsi uno spazio non è mai facile. Non è facile, assolutamente. La prima luce la CR Messina sicuramente, che milita nella Serie C, Lega Pro, e poi quest'anno c'è stato anche il Camaro che ha vinto il campionato, il Pistonine che già affrontava l'eccellenza. Gioiosa Marea che è passato dalla prima anche in promozione. Gioiosa è ancora più spostato verso Enebrode dopo Patti su zona. Però dico, non è facile emergere perché è una zona un po' così. Un po' difficile. Tra poco avremo ancora altri dettagli sulla bella stagione delle Città di Messina, ma ho visto l'ok da parte dello staff tecnico per il collegamento con Salvo Arcidiacono, segretario dell'AIAC di Catania. Buonasera Salvo. Ciao Ettore. Allora Salvo, sempre dell'invito, ci mancherebbe, sempre all'AIAC. Allora Salvo, stiamo già vedendo le immagini dell'incontro che si è svolto presso il Borghetto Europa di Catania qualche giorno fa con Mascara e con Alderisi. Ancora una volta l'AIAC presente in prima linea per supportare chiaramente tutti i suoi associati, gli allenatori di calcio che debbono associarsi, perché associarsi vuol dire avere ancora più forza all'interno anche della stessa federazione calcio. Questo è vero, io parto col dire che l'AIAC oggi ha un ruolo importantissimo nel panorama calcio, perché ricordiamoci che Ulivieri, forse qualcuno ancora non lo sa, è il vicepresidente della FIGC. Per quanto riguarda l'evento che hai appena citato, io partirei col dire che ci sono 2 note, una positiva che è l'evento che riguarda i relatori, gli argomenti trattati, quello soprattutto di Alderisi che ha parlato dell'errore, quindi un argomento inusuale perché di solito si parla di 4-3-3, 4-4-2 e così via, ma la nota negativa purtroppo riguarda la totale assenza di crescita dei nostri tecnici. Io non faccio dell'erba tutto un fascio, però purtroppo i tecnici quando vengono chiamati non rispondono mai. Peccato. Perché purtroppo sì, manca la cultura del sapere, la cultura di captare quello che ci viene detto dagli altri colleghi, che anche possono essere piccoli appunti, ma che purtroppo noi, nonostante dell'AIAC, io in prima linea e tutto il consiglio direttivo, il presidente anche in prima linea, ci prodighiamo per organizzare, perché sai che l'AIAC organizza con risorse molto ristrette, perché noi viviamo delle quote associative. Sappiamo. Quindi questa è la problematica. Quindi fare degli eventi, fare degli incontri hanno dei costi. Noi cerchiamo, nonostante l'economia sia molto ridotta, di dare dei servizi e offrire aggiornamento tecnico, tattico, quello che sia, agli allenatori. Certo. Purtroppo questa è la nota che purtroppo cerco, nonostante l'AIAC sia totalmente cambiata. Veniamo da una gestione passata di Marletta, adesso c'è un ringiovanimento di tutto il direttivo, una mentalità diversa di tutto il direttivo, però purtroppo dobbiamo sradicare questa vecchia mentalità della partecipazione, che questo purtroppo manca. E sotto questo punto di vista tu sai benissimo che Penalty è in prima linea per divulgare il nome dell'AIAC, proprio perché l'associazionismo sicuramente creerà più movimento intorno appunto alla figura dell'allenatore. Adesso parliamo invece dell'evento che si svolgerà tra qualche giorno, può già partire anche la clip, ed è un evento ancora una volta per migliorare tutti insieme la figura dell'allenatore.
Sì, questo è anche vero. Io parto col dire che questo evento in fase di consiglio direttivo ci è stato suggerito da Stefano Anastasi, che fa parte dei referenti, e quindi abbiamo colto subito questa sua richiesta. Tra l'altro è una richiesta particolare perché si tratta di un evento che abbiamo intitolato Migliorare Insieme, dove non c'è una figura di un relatore, ma i relatori sono gli stessi allenatori. Bene. Allenatori di calcio di settore giovanile, di prima squadra, che in un incontro si faranno una bella chiacchierata tra di loro, quindi capite bene che l'incontro, il confronto sono cose abbastanza fondamentali. Se mi permetti di direttore, io do una chicca semplicemente velocissima, questo sarà giorno 8 giugno. Il 13 giugno ce ne sarà un altro, lo diciamo, con Andrea Sottil e con una biologa nutrizionista, la dottoressa Alessia Zimbone, quindi calcio e nutrizione insieme, e poi altre due chicche ce ne sarà, questo è ancora più bello, il 24 giugno ci sarà un altro stage che riguarda la preparazione atletica con due professionisti di tutto rispetto che sono Andrea Nocera del Cesena e Alessio Torino, dove faremo delle lezioni sia aula che campo, quindi altra novità e altro servizio per i nostri allenatori, e poi ne faremo ancora un altro prima della fine del mese che riguarda i preparatori dei portieri. Benissimo, quindi nel frattempo ci metto anche la data del 12 che, come tu ben sai, Like è protagonista assoluta con i Penalty Awards. Penalty fondamentali. Quindi, come vedi, per concludere, noi abbiamo chiuso il mese di giugno con tanti eventi che riguardano il mister, riguardano la preparazione atletica, riguardano la nutrizione e riguardano il preparatore dei portieri. Quindi abbiamo abbracciato a 360 gradi quello che sia il calcio nostro. Perfetto. Nella speranza sempre che la mentalità dei nostri tecnici migliori. Ti ringrazio Salvo, come al solito sempre preciso, conciso, e abbiamo capito tutti ancora una volta che la figura degli allenatori va tutelata e l'AEC secondo me è l'associazione perfetta. Grazie ancora a Salvo Arcidiacono. Grazie Ettore, un abbraccio e un saluto ai tuoi ospiti. Segretario dell'AEC Comitato Provinciale di Catania. Una battuta la faccio con Santino Bellinvia perché è un allenatore e quindi insomma chi meglio di lui può esprimere il vero valore dell'allenatore tutelato da un'associazione? Sì, intanto un saluto a Salvo Arcidiacono. Io sono vicepresidente dell'associazione della provincia di Messina. Sì, sappiamo. Quindi è normale, è fondamentale, come dicevi tu poco fa, associarsi perché l'allenatore viene tutelato e perché entra a far parte di un circuito importante dove per allenare oggi c'è bisogno di confrontarsi con gli altri. Ha ragione Salvo quando dice che magari tanti allenatori non sono pronti, non danno la presenza a questi stage che poi alla fine sono formativi e sono di una grande importanza a livello di esperienza anche personale. Ci vuole più coinvolgimento, l'AEC mette tutta la sua massima disponibilità, però risponde poco l'allenatore catanese. Nessuno è professore, bisogna adeguarsi ai tempi, bisogna aggiornarsi, bisogna essere umili. È vero, questo non succede quando si parla di associazionismo legato anche alla solidarietà, dico bene dottoressa, no? Perché poi alla fine, voglio dire, il calcio è uno spunto, ma la solidarietà crea gruppo e l'associazionismo diventa fondamentale. Assolutamente sì, direi che nell'ascoltare questo che veniva detto mi fa pensare come sia poi una cosa comune anche in tutte le varie organizzazioni, proprio per quanto riguarda anche la LAD, il fatto di essere un gruppo, di non essere soli, perché io dico sempre da soli non si va da nessuna parte. Brava. Il fatto di fare un team e lavorare all'interno di un reparto medico come l'oncologia pediatrica ha voluto dire creare un team di collaborazione strettissimo con i medici, gli infermieri e tutto il personale che raggiungendo gli obiettivi. Assolutamente. Sì. Allora, adesso dobbiamo vederci una bella intervista di un allenatore che purtroppo è retrocesso, Vittorio Iemma dello Sporting Via Grande. Beh, succede, però diamo merito a questo allenatore che ha portato la squadra sino all'ultimo ad un passo dalla salvezza. Qualche risultato negativo poi alla fine pregiudica una stagione. Non è successo a Biancavilla, non è successo a Biancavilla, ma voglio dire, eravamo sulla brutta strada. In questo senso. Io ho seguito ovviamente quest'anno molto, diciamo, nel particolare appunto il campionato eccellenza B e ho avuto modo anche di
vedere da vicino il Via Grande, di conoscere un po' la loro Peccato, realtà. dispiace, perché dopo tanti anni, insomma, perdere la categoria... Hanno dato anche un po' filo da torcere al Biancavilla. Sappiamo. Allora, guardiamoci insieme l'intervista in esclusiva con Vittorio Iemma, ancora sino adesso allenatore dello Sporting Via Grande. Vittorio Iemma, c'è una retrocessione, ma di questo ne parliamo dopo. Parliamo invece comunque della tua esperienza quest'anno a Via Grande. Esperienza, è stata dopo una retrocessione dire che è stata una bella esperienza, viene duro, anche se in realtà comunque lo è stata. Io devo dire che non è stata quest'anno, è stato un biennio importante per quanto mi riguarda Via Grande. Ho avuto la possibilità di poter prendere in mano io una squadra da primo, venendo dalle esperienze come secondo a Siracusa e alla San Pio con Anastasi. Per me è stato molto importante perché comunque mi ha messo nella condizione di poter un attimino saggiare il campo in una maniera decisamente diversa per quanto riguarda l'allenatore, perché essendo il primo ho gestito io un po' tutto. Quest'anno devo dire che veniamo fuori da una stagione dove con 3/4 della stessa rosa dell'anno scorso, quindi con la stessa squadra, con l'inserimento di Dama, che purtroppo ha fatto fatica per un infortunio a inizio stagione e quindi ha fatto fatica poi per tutta la stagione, incappato una stagione no. L'altro valore aggiunto deve essere Scapellato. Abbiamo fatto molta fatica, ma nonostante tutto 2 punti in più rispetto all'anno scorso, una migliore differenza a reti, meno sconfitte rispetto all'anno scorso, e paradossalmente però abbiamo beccato quest'anno una stagione dove la quota salvezza è stata parecchio alta rispetto alle ultime stagioni. Parliamo invece della squadra che l'ha vinto questo girone, ovvero il Palazzolo, credo abbastanza meritatamente, perché i risultati parlano sicuramente a favore della squadra di Pippo Strano. Sì, sono pienamente d'accordo. Alla fine ha vinto la squadra che ha dato dimostrazione che per poter vincere non basta soltanto avere un ottimo staff tecnico partendo dall'allenatore, non basta avere giocatori importanti, ma bisogna avere un'organizzazione che vada oltre il campo. Palazzolo quest'anno ha dimostrato di essere una società solida, organizzata, che ha messo nelle condizioni gli addetti ai lavori di poter lavorare nel migliore dei modi. Hanno puntellato a dicembre la squadra in una maniera secondo me perfetta, perché sono andati a prendere, diciamo, come si dice, hanno messo le pedine giuste nei punti giusti e meritatamente hanno vinto. Io, come ho detto in altre occasioni, i valori in campo magari ai nastri di partenza vedevano qualche altra squadra favorita come forza di rosa, ma ripeto, il Palazzolo ha dimostrato quello che ci vuole a mio parere per poter fare bene e raggiungere gli obiettivi: coesione dal presidente al magazziniere e nello stesso tempo organizzazione. A questo punto invece parliamo di questa retrocessione dello Sporting Via Grande. A prescindere da come è arrivata, la stagione orientativamente ha avuto forse probabilmente un doppio volto. Qual è stato il volto che poi vi ha costretti a lasciare a questo punto la categoria? Allora, la categoria la lasciamo purtroppo per come abbiamo detto sino ad ora, per un punto che fa male, e se noi guardiamo nell'arco di 30 partite un punto lo puoi andare a ritrovare ovunque. Quindi sai, non è tanto questo il fatto. Io dico invece che i momenti di difficoltà li abbiamo avuti dopo dicembre, dove io praticamente ho dovuto ricostruire un po' il tutto, perché inizio il campionato costruendo la difesa su Peppe Cocuzza, e a dicembre Peppe Cocuzza, per motivi che non sto qui a dire, è saltato. E quindi già per me Peppe Cocuzza, mi saltava Peppe Cocuzza nella mia linea difensiva, dove sia l'anno scorso che quest'anno hanno giocato un 97, 95, 94, 98. Quindi in più abbiamo avuto un infortunio che ci ha messo in grave difficoltà, che è stato quello del terzino sinistro Under,
98 Lopez, che si è fatto male il ragazzo alla fine di dicembre, e purtroppo con gli under noi quest'anno non avevamo una grossa, come posso dire, una grosse alternative. Noi avevamo trovato una giornata di andata, abbiamo fatto un ottimo giorno di andata, 21 punti fatti bene, e avevamo trovato una quadratura proprio con i 2 under che mi davano equilibrio sugli esterni bassi. Quindi già stiamo parlando di 2 elementi che mi sono saltati sulla linea difensiva, che non abbiamo potuto colmare per varie vicissitudini, e quindi già questo è un dato secondo me significativo. A questo purtroppo aggiungo il fatto che, come dicevo poco fa, per noi Peppe Adama doveva essere un valore aggiunto per quello che è sempre stato lui nelle ultime stagioni. Scapellato, che in attacco per noi era un altro punto di riferimento, l'anno scorso è stato l'artefice della nostra salvezza. Scapellato ci ha aperto e ci ha chiuso le partite, e quest'anno anche lui purtroppo inizia la preparazione l'8 agosto, quando noi già lavoravamo in doppia seduta da 15 giorni, quindi tanto. Ha iniziato, si è fatto male alla caviglia, e da lì è iniziato un entro-rientro. Se tu pensi, come posso dire, che con la 500 vuoi andare a gareggiare con la Ferrari, sei stupido, allora cerchi di trovarti 2 curve prima o dopo, ti nascondi e poi cerchi di infilarlo. È chiaro che poi ci sono tanti metodi per poter vincere le partite. Noi di penalty non ci facciamo mancare nulla, quindi vi invitiamo giorno 3 giugno presso il centro sportivo Tulis di Trappeto a Catania per vivere con noi anche un pomeriggio di assoluto relax, con un campionato, un piccolo torneo dedicato alla categoria Pulcini, dove tu sei invitata. Ci conto. Ci sarò. Anche perché penalty grazie. Deve assolutamente legarsi anche ai pulcini, ai piccoli. È fondamentale investire sul futuro, altrimenti non si va avanti. Brava. Va bene, ci sarò. Promesso? Promesso. Benissimo. Quindi vi ricordiamo giorno 3, sabato, a partire dalle 14:30, perché poi c'è la finale di Champions, quindi non è fattibile pensare di prolungarsi più delle 18:30. Giorno 3, a partire appunto dalle 14:30, questo torneo dedicato ai pulcini, con la collaborazione diretta della Procalcio Catania. Parliamo appunto adesso di città di Messina, e lo facciamo con questo servizio che ci fa capire come sono arrivati a vincere questa partita abbastanza difficile, devo dire, contro il Città di Ragusa. Il Città di Messina vola in eccellenza. La città dello Stretta ha trionfato in finale playoff superando 1-0 la corazzata Ragusa grazie al gol di Ginagò firmato al 77esimo. Una prestazione impeccabile per i giallorossi di Messina, costretti a giocare ben 35 minuti in inferiorità numerica per il doppio giallo rimediato da Alessandro, ma in grado comunque di mettere la museruola alla formazione iblea, quasi mai pericolosa dalle parti di Maisano. Una prova di carattere per gli uomini di Santino Bellimbia, che accedono in quinta serie dopo aver affrontato il duro cammino dei playoff. Per la squadra ragusana l'ennesimo blackout in un finale di stagione molto travagliato. Restano aperte comunque le porte del ripescaggi per accedere in eccellenza. Ha vinto la squadra che ha avuto più fame, più voglia, ha messo più carattere, più grinta, più determinazione in campo. La delusione è tanta perché ci credevamo, dopo la brutta prestazione di domenica pensavo che oggi ci sarebbe stata una prestazione diversa, invece abbiamo tenuto sì il pallino del gioco, ma abbiamo graffiato pochissimo, abbiamo fatto pochissimi tiri in porta. Questa è la cosa che mi fa più male, che non ci abbiamo nemmeno provato più di tanto a vincerla.
La responsabilità è mia, mi assumo tutte le mie responsabilità e purtroppo è andata così. Credo che sia stata meritata, Federica, questa promozione in eccellenza della città di Messina. Che ne pensi? Sì, lo confermano anche le parole del mister Lavaccara che abbiamo appena sentito, una vittoria meritatissima e colgo l'occasione anche per fare i miei complimenti. Bene, sentiamo adesso cosa risponde a tal proposito il nostro Santino, anche se già lo ha detto, è stata una bellissima stagione e quindi a questo punto avete coronato probabilmente un inseguimento che è partito già da dicembre, no? Sì, tanto grazie per i complimenti. Da dicembre sì, sono subentrato al Città di Messina il 6 dicembre in una situazione non facile. Non è stato un percorso normale perché ho trovato uno spogliatoio scosso dalle vicissitudini che erano accadute qualche giorno prima. Però mi sono sobbarcato in una situazione difficile perché il primo approccio con il campo, con i risultati, con la categoria non è stato facile. Sicuramente il nostro percorso è iniziato dopo la pausa, ma anche prima della pausa di Pasqua, dove io ricordo nelle ultime 9 partite di campionato abbiamo vinto 7 partite, una sconfitta e un pareggio. E poi ci mettiamo le 3 partite difficilissime dei playoff perché abbiamo incontrato da fuori casa, da squadra ospite, 3 squadre importanti, Messana, Ionica e per finire Ragusa, che era la squadra più forte sulla carta che potevamo incontrare. Insomma è stata veramente una stagione che poi per fortuna alla fine si è conclusa positivamente perché avete raggiunto appunto il campionato di eccellenza, quindi un plauso va anche ai ragazzi che hanno comunque contribuito con tanto sacrificio. Perché sono stati bravi a non mollare perché abbiamo chiuso il campionato da quarti in classifica. Quarti in classifica non era facile. In salita poi dopo. Non era facile, però ti posso dire che hanno fatto tanti sacrifici. Li ho costretti, fra virgolette, ad allenarsi 5-6 volte pure a settimana, magari non erano abituati con doppie sedute, allenamenti di mattina e poi alla fine il lavoro paga e quindi il mio grazie soprattutto a loro e a una società che in questa categoria sinceramente è una delle migliori. È vero, e allora per festeggiare la vittoria della città di Messina guardiamoci la clip promozione.
Grande soddisfazione dunque a Messina, che ritorna nel campionato di eccellenza con questa nuova società, con questo allenatore. Non sappiamo se rimarrà Santino o meno, ma a prescindere da tutto va comunque lodato tutto il gruppo che ha portato appunto questa squadra messinese a ritornare in un calcio che secondo me un po' gli si addice, nel senso che la promozione era decisamente categoria troppo inferiore per insomma raccogliere le giuste soddisfazioni. Soddisfazioni invece che a questo punto ha raggiunto un'associazione, l'associazione Onlus LAD. Ritorniamo a parlare con la dottoressa Cinzia Favara. Allora dottoressa, io ho qui questo bel volantino che mi parla di Curri Curri 2017. Intanto ricordiamo di che cosa si tratta, perché così possono partecipare tutti, no? Certo. Perché da qui insomma si spera di in un certo senso di raccogliere dei fondi, no? Diciamo che ha un doppio scopo questa iniziativa, e innanzitutto io ringrazio tutti coloro che si stanno dando veramente tanto da fare, a partire da Pina Rapicapolia e poi anche Giovanni Viglianisi. Sono dei ragazzi coinvolti in questa bella iniziativa. Il doppio fine qual è? Innanzitutto di diffondere questa iniziativa, proprio perché su un piano anche del territorio dove verrà definita appunto questa casa che noi stiamo costruendo, è importante che tutti conoscano qual è il fine di questa casa, perché diventa un luogo che dovrà accogliere i bambini che incontrano una malattia sia grave che cronica, quindi si amplia il discorso non più legato solo all'oncologia pediatrica, ma soprattutto alle famiglie che vengono da fuori Catania per fare questi ricoveri, a volte anche molto lunghi, dei hospital, per cui è necessario un luogo di riferimento. Un supporto in questo caso sarebbe la costruzione appunto di questa casa. Certo, ma noi già siamo a un 90% diciamo della costruzione. Infatti adesso io le faccio vedere una clip che così insomma ci fa ulteriormente comprendere qual è già fino a qui il percorso che l'associazione ha realizzato per costruire questa casa che potrà accogliere veramente in tanti. Guardiamoci questa clip dell'associazione Onlus LAD.
Dunque l'evento Curri Curri 2017 con insomma, il patrocinio, l'organizzazione anche dell'associazione Onlus LAD. Tra l'altro premio importante che verrà consegnato in occasione anche dei Penalty Awards giorno 12 a Belpasso. Dottoressa, abbiamo visto che i lavori sono abbondantemente già avanti, nel senso che quanto tempo ancora manca e soprattutto di quanti fondi ancora necessari. Allora, mi faccia dire intanto una cosa, grazie, devo dire è stato un regalo, non sapevo che ci è stato un piacere realizzarlo. Molto molto bello. Allora, in realtà se noi avessimo già i fondi completamente in cassa, in un mese noi potremmo completare. Bene. Però quindi siamo, come dire, a chiedere aiuto sempre a tutti, e questo è l'altro scopo poi del Curri Curri, una diffusione nel quartiere, ma anche la possibilità di raccogliere dei fondi che ci possano aiutare ad andare avanti. C'è veramente bisogno ancora di tanto aiuto. Assolutamente. Federica, vuoi fare qualche domanda alla dottoressa? Sì, mi ha molto colpito a proposito del clip che guardavamo prima, l'accostamento delle due parole, Wonderland. Ecco, questa è una cosa bellissima, cioè, la solidarietà è una cosa meravigliosa, e a tal proposito, in tempi di crisi come quelli che stiamo vivendo, tra l'altro anche crisi di valori, non solo di natura economica, come risponde la gente dinanzi alla richiesta d'aiuto? Soprattutto dinanzi a una tematica così delicata come quella dell'oncologia pediatrica. Io la ringrazio per questa domanda, perché in effetti sembra essere una contraddizione, molti ce lo dicono, siete dei pazzi, ecco, perché dico siete appunto perché non sono da sola e sembra essere forse il momento più complicato e difficile in cui chiedere un aiuto economico per riuscire a realizzare una cosa del genere, però in qualche modo poi quando si tratta di far fronte a quello che è il dolore dell'infanzia, di fronte alla malattia che non conosce strato sociale, economico, nulla, per cui è una condizione che ti capita e in qualche modo colpisce i cuori e la sensibilità e chi può anche in minima parte. Noi infatti non chiediamo mai che debba essere un aiuto in un unico senso, può essere economico e va benissimo, ma moltissimi professionisti si sono messi a disposizione, hanno regalato il proprio lavoro, e questa è una cosa meravigliosa perché equivale a farci un dono, esattamente come la quota che avrebbero dovuto chiedere per la loro prestazione professionale. Quindi in questo caso al Curri Curri 2017 chi volesse può dare un contributo sapendo bene dove andranno i fondi. Certo, assolutamente, sono lì e poi si vedranno, no? I risultati vanno avanti passo dopo passo, sono sotto gli occhi di tutti, esattamente, è vero, certo. Bene, allora noi ci stringiamo all'associazione, noi di Penalty, poi siamo doppiamente contenti perché l'associazione è stata scelta anche grazie a questo evento, a questo impegno di solidarietà per i Penalty Awards, quindi giorno 12 ci sarà questa ulteriore passerella e perché no, anche una ulteriore raccolta fondi, mai dire mai. Certo. Assolutamente. Bene, giriamo pagina perché anche di calcio, soprattutto di calcio, parliamo a Penalty. Abbiamo il tuo presidente del cuore, Federica, il presidente Ivan Mazzavuto al telefono. Presidente! Buonasera Presidente, con Federica non sapevamo da dove iniziare oggi la nostra trasmissione perché ci sono arrivate notizie non certamente positive da Mascalucia. Com'è andata, Ivan? Purtroppo abbiamo sprecato quest'altra chance di raggiungere il nostro obiettivo. Sempre la solita solfa, siamo diventati una perfetta macchina mangiagol. Sì, leggevo prima infatti molte occasioni perse, insomma sfumate da parte di Carbonaro. Sì, Carbonaro e non solo purtroppo, anche questa volta sotto porta non siamo stati precisi e poi nell'unica, penso sia stata l'unica occasione, distrazione della difesa, siamo stati bravi a farci questo gol. Il secondo gol è nato nei minuti di recupero quando eravamo tutti catapultati in avanti. Alla ricerca del pareggio, certamente. Presidente, ti sento molto amareggiato ed è comprensibile, però io credo che il Real Città di Paternò possa ripartire da questa sconfitta di finale di Coppa. Non so se sei d'accordo. Sì, sicuramente non fa piacere perdere 3 occasioni per fare il salto di categoria. Però raggiungeremo questo obiettivo, speriamo l'anno prossimo, e cercheremo di ripartire ancora più forti. Benissimo, allora noi ci stringiamo un po' alla tua amarezza, consci che comunque da tutto questo insomma il Paternò ritornerà ancora più forte di prima.
Sì, sono sicuro che sarà così. Perfetto, grazie a Ivan Mazzamuto, presidente del Real Città di Paternò. Gli ospiti in studio. Certo, perdere un'altra finale così importante non è facile, Santino, anche perché insomma le finali quando si giocano vanno vinte, perché se si perde la malizia è doppia. Per ricordarsi, sì. Dispiace per il Paternò, l'ho incontrato in semifinale di Coppa Italia. Una gran bella squadra, stava bene in campo, giocatori importanti, e poi ho visto una società molto seria, una società che realmente non merita assolutamente la promozione. Come diceva il Presidente, peccato per le 3 possibilità, perché in campionato hanno fatto una bellezza di 71 punti e magari con questo punteggio magari in un altro girone avrebbero vinto il campionato a mani basse. Assolutamente. Tra l'altro, Federica, non so se tu ci hai fatto caso, ma da questo girone, dice bene anche Santino, da questo girone effettivamente Atletico Catania, Real Città di Paternò avrebbero potuto ampiamente passare il turno, no? Sì. E invece poi è andata come è andata. È andata come è andata. Città di Ragusa, che anche tra l'altro ha perso la finale proprio con si è allungato Santina. Tantissimo questa sorta di sentiero di sofferenza, perché così è stato, l'abbiamo appena sentito, purtroppo, l'abbiamo toccato con mano. È vero, è vero. Allora, tra poco però ci collegheremo con il mister vincente di questa Coppa, perché dobbiamo dare onore anche ai palermitani del CUS Palermo. Nel frattempo parliamo con l'ospite giovanissimo della Juniores del calcio a 5 meta di Catania, Gaetano Nicoloso, al quale faccio una domanda un po' logica, Nicolosi, chiedo scusa, faccio una domanda un po' classica, della serie, ma perché calcio non a 11 anziché calcio a 5? Beh, la mia esperienza calcio a 5 diciamo che è iniziata nel 2013 con la Cirale Calcio a 5. Sì. Lì ho fatto 3 anni diciamo trionfali, ho vinto 3 scudetti, delle quali uno con la rappresentativa, giovanissimi, e poi da 2 anni a questa parte sono passato alla meta calcio a 5. Dove... Insomma, nella tua mente c'è stato sempre il progetto di calcio a 5, non di calcio a 11? Sì, da quando sono piccolo sì. Ah, addirittura, perché generalmente invece si inizia a fare il calciatore a 11 per poi passare così quasi a fine carriera al calcio a 5. Invece è successo al contrario, succede. Magari andrà poi a fare il balzo al calcio ad 11, chi lo sa, magari. Chi lo sa. È vero, beh, succede. La prossima stagione sei ancora juniores oppure passi di categoria e quindi devi per forza far parte della prima squadra? No, sono l'ultimo anno juniores. Ah, ho capito, bene. Allora, ti auguriamo un in bocca al lupo a questo punto, no? Ci mancherebbe. Santino, ti è mai capitato un giocatore di calcio a 5 invece che gioca a calcio a 11? Perché... No, al contrario. Al contrario sì. Ho capito. Però ho seguito gli ultimi anni di Nicolosi e penso che è un ragazzo che promette bene anche se so che ha avuto qualche richiesta pure da qualche squadra di calcio a 11, quindi sta a lui buone prospettive allora decidere se rimanere nel calcio a 5 oppure andare attenzione, calcio a 5 che è ormai diventato insomma tra non molto diventerà anche sport ma anche olimpico. Nel calcio a 11 essendo 99 ancora juniores e quindi il prossimo anno potrebbe essere appetibile da tante società, molte squadre sicuramente. Certo. Allora, abbiamo il collegamento con Palermo, anche se non sono a Palermo perché penso che stanno per raggiungere Palermo, saranno per strada dopo la grande vittoria di Coppa a Mascalucia. Abbiamo al telefono il mister del CUS Palermo, Giancarlo Ferrara. Giancarlo, sei in linea, pronto? Buonasera a tutti. Oh, finalmente ti sento contento, determinato. È stata una battaglia, alla fine portata a casa una coppa che vi permette giustamente di andare in eccellenza, ma soprattutto un trofeo che va alzato in alto nella bella organizzazione del CUS Palermo. Ma penso che questa vittoria ci ripaghi un po' di tutto l'anno, no? Abbiamo fatto un ottimo campionato, forse l'unica partita che abbiamo sbagliato realmente è stata quella dei playoff, però per il resto i ragazzi si sono sempre comportati alla grande e oggi raccogliamo i frutti di tutto il lavoro della società, della squadra, anche un po' mio e di tutti i genitori e tifosi che domenicalmente ci seguono. Certo, certo. E adesso che cosa succederà? Dovete buttare giustamente le basi per un campionato importante anche in eccellenza. Ma adesso mi devo riposare un pochino perché ci ho preso un fegato oggi. Poi per il resto ci darà modo per preparare un pochino il prossimo anno. Abbiamo già le idee abbastanza chiare. Bene. Era solo da rinforzare la squadra
con 2 o 3 elementi e penso che la nostra squadra possa fare un buon campionato di eccellenza. Chiaro, chiaro. E il tuo primo campionato è subito già una vittoria importante, Giancarlo Ferrara come allenatore, dico bene? Ma si dice che chi ben inizia a metà dell'opera, speriamo bene allora. Allora il tuo prossimo obiettivo a questo punto quale potrebbe essere? Ma io obiettivo non ho, il mio obiettivo è quello di lavorare sul campo e lavorare per la squadra. E sicuramente è un obiettivo importante perché questo ci può portare a giocare un buon calcio come abbiamo fatto quest'anno e magari raggiungere degli obiettivi. Certo. Senti, per chiudere, una domanda te la faccio io e una domanda te la fa Federica Zammataro. La domanda che ti faccio io è molto semplice. Come hai preparato questa partita venendo tra l'altro da partite negative? Era una partita che mentalmente era difficilissima secondo me. Allora, non era facile per niente anche perché mancavamo di 5-6 elementi importanti per la squadra e allora abbiamo dovuto cambiare un pochino il nostro sistema di gioco. Ho chiesto alla squadra una partita di attenzione massima e di sfruttare al massimo quello che ci poteva capitare. Devo dire che i ragazzi sono stati spettacolari in questo senso. Complimenti. Federica. Sì, mister, anch'io ho una domanda per lei. Intanto complimenti per questo bel traguardo. Insomma, avete temuto oggi insomma, di poter uscirne sconfitti da questa partita? Perché abbiamo seguito gli aggiornamenti e vediamo che il Paternò ha dato molto filo da torcere. Sapevamo che il Paternò era una squadra importante dal centrocampo in avanti. Che in difesa magari potevano avere qualche problema. In effetti la partita è stata così, loro in avanti devo dire ci hanno messo in difficoltà, ma i miei ragazzi hanno tenuto bene. Devo ricordare che oggi abbiamo giocato con 5 junior inizio e con 7 abbiamo finito la partita, quindi la mia è una storia abbastanza giovane e devo fare complimenti perché i ragazzi non hanno fatto rimpiangere per nulla i grandi che mancavano. Complimenti anche a Paternò sicuramente che merita categorie di altro tipo e speriamo che magari un eventuale ripescaggio li possa portare eccellenza perché la Paternò è una bella piazza. Perfetto, grazie Giancarlo. Allora godetevi questa bella vittoria a Palermo e chissà vi aspetteremo probabilmente anche ai Penalty Awards. Un in bocca al lupo a tutta l'organizzazione. Buona serata. Grazie. Grazie. Vincere una coppa è sempre una cosa bellissima, Federica. Io credo che la soddisfazione che possono avere tutti i ragazzi nel poi dopo alzare un trofeo, soprattutto nel calcio dilettantistico, è meraviglioso. È vero, e poi mi preme sottolineare anche l'atteggiamento assolutamente sportivo dei protagonisti del calcio dilettantistico. Ho avuto modo insomma di sentire le varie interviste e anche in questo caso insomma la sportività emerge. E soprattutto premia. Brava. Allora passiamo ai saluti, lo facciamo subito con il giovane juniores Gaetano Nicolosi. Sono d'accordo che la scelta su dove giocare deve dipendere soltanto da te, non da sirene del calcio a 11, nel senso, se ti piace il calcio a 5 migliorati lì, o sbaglio? Sì, però se c'è la possibilità di fare qualche nuova avventura, perché no? Mai dire mai? Mai dire mai. Allora, ti metti sul mercato, mette sul mercato, bene. Dottoressa, la dottoressa... Come? È coraggioso. Dottoressa Cinzia Favara, allora ricordiamo di nuovo l'appuntamento in maniera veloce, spicciola, giorno 11. Domenica 11 giugno, Piazza Viceré. Benissimo, e poi, importante, tutti presenti ai Penalty Awards, giorno 12, l'indomani, perché appunto l'associazione Ollus LAD riceverà il premio Solidarietà dei Penalty Awards. Un in bocca al lupo, un buon lavoro e noi di Penalty siamo veramente vicini al vostro progetto. Grazie alla dottoressa Cinzia Favara e grazie anche a Santino Bellinvia che speriamo, chissà, lo ritroveremo ai Penalty Awards che verranno presentati il giorno 4, domenica prossima. Grazie a te per avete fatto un grande lavoro, complimenti a Messina, mi è piaciuto, grazie il a te vostro per percorso mi è piaciuto e per come ci hai seguito per tutto l'anno. Bene, grazie a Santino Bellinvia. Voglio salutare anche Federica, la mia compagna di viaggio tecnica oggi in postazione con gli aggiornamenti quasi in tempo in tempo reale a tutti gli effetti. E tanta qualità, ci mancherebbe. Grazie. Allora, con Federica ci rivedremo anche ai presto, Penalty Awards, non vi puoi aspettiamo. mancare. Assolutamente. Intanto, allora, grazie e buona serata a tutti. Grazie a Federica. Io mi fermo qui, però attenzione perché adesso daremo la linea a Palermo, tra le 20 e le 21 si parlerà della partita del Palermo di Serie A e poi rientreremo alle ore 21, sì, alle ore 23, perché noi di Penalty ci dedicheremo interamente alla Calcio Catania con una puntata speciale, un resoconto finale
settimanale su questa stagione 2016-2017. Quindi per quanto riguarda invece l'appuntamento di penalty quotidiano, settimanale, l'appuntamento è fissato a domenica prossima a partire dalle ore 19 sino alle ore 21, perché la prossima settimana, domenica prossima, vi presenteremo le nomination dei giocatori che andranno in nomination appunto per i Penalty Awards 2017. Verranno presentati sia gli atleti, sia i dirigenti, sia gli allenatori, insomma ci sarà un modo tutto nostro, tutto molto penalty, per conoscere soprattutto i nomi che gareggeranno nell'evento di giorno 12 a Belpasso a partire dalle ore 18. Grazie, ci rivedremo a partire dalle ore 21 con Penalty speciale Calcio Catania. Grazie ancora.